Ciao a tutti amici di Social Car, oggi parliamo di cinema, di Catania e di un progetto di educazione alla mobilità sostenibile che passa appunto dal cinema, ma non solo, anche da un autobus. Vediamo perché e soprattutto vediamo chi sono i miei ospiti. Nella macchina. Prego, potete salire pure a bordo. Ma che mi metto davanti? Le donne davanti, le donne davanti. Alti davanti. Beh, ma in questo caso devono essere galantuomini. Ci sono due cavalieri. Donne davanti, uomini dietro. Buongiorno. Che io sono quella alta. Buongiorno, benvenuti a bordo. Allora, ragazzi, signori telespettatori, amici, come direbbero, loro sono parte del cast di Librino Express. Esatto. Manuela Ventura. Ciao a tutti. Ben trovata a bordo della Social Car. Grazie. Aldo Messineo. Salve, un abbraccio, dai. E Fabio Fagone, il Ciao. produttore. Esatto. Detto The Producer. Allora, raccontiamo questo bel progetto Librino Express, che è nato da l'esigenza di educare alla mobilità sostenibile, ma anche al rispetto dei mezzi e delle persone, quindi dei conducenti. Quante volte a Catania nelle cronache sentiamo parlare di aggressioni, ma che poi si è sviluppato in un vero e proprio corto che sul web già Ha spopolato. Sì, diciamo nasce da un'idea che appunto vuole intercettare anche il tessuto sociale, prendendo spunto da fatti di cronaca che erano avvenuti proprio a Catania rispetto agli atti vandalici che erano stati fatti e che avevano coinvolto sia il mezzo che poi le persone che guidano gli autobus, e quindi da questo è nata l'idea di raccontare col mezzo audiovisivo questa storia, però come dire, poi ampliandolo un po'. Certo, questa è la tematica, ma c'è dentro un po' di tutto, un incontro e scontro di generazioni, c'è la possibilità di farsi una bella passeggiata per i quartieri di Catania a bordo dell'autobus e non solo, insomma tante cose, ed è venuto fuori un prodotto di qualità. Buon lavoro, amore. Grazie. Stai attento. Ma attento a cosa, amore? Sto andando a lavoro, non sto andando in guerra. La storia comincia, reneghi quando sicuri per strada, assicurando sogni e vita. Poi a legge cresci e cominciano i problemi. Siamo senza travaglio, che stare ieri e dopo da trovi davanti a una scena. E dal punto di vista tecnico, perché tu hai curato con la Skylight la produzione appunto, che tipo di impegno è stato? Allora, l'impegno è stato importante, nel senso che abbiamo iniziato la preparazione, quindi la pre-produzione già ad aprile. Abbiamo fatto una serie di incontri, di casting, ho organizzato tutto il cast tecnico oltre che quello artistico e abbiamo girato dal 30 giugno fino al 5 luglio, sono stati 5 giorni molto intensi. Quindi in Sicilia, a Catania si fa cinema? Catania, sì. Si fa cinema. Si può fare cinema. Si può fare giusto. cinema. Si può fare cinema e ci sono delle abilità notevoli. Oltre agli artisti, sì, siete voi, ci sono anche i tecnici. I tecnici ci sono importanti e continuano tra l'altro anche ad evolversi, mi viene da dire, cioè ci sono anche delle idee innovative. Consideriamo che questo proprio nello specifico Librino Express è il primo probabilmente cortometraggio in cui si utilizza la tematica del trasporto pubblico come tematica sociale raccontata attraverso l'audiovisivo. L'esigenza era quella di raccontare un po' quello che succede a bordo degli autobus. A volte i conducenti vanno proprio in trincea. Esatto. E da dove nasce l'idea, Fabio? Nasce da un fatto di cronaca. C'era stato un assalto a un autista della MT qualche mese prima, quindi l'ex presidente dell'AMT Pucciolo Rosa insieme a Raffaella Mandrano, che faceva parte del consiglio di amministrazione dell'azienda metropolitana trasporti, hanno deciso di scrivere questo soggetto, e poi il regista Alfio D'Agata insieme a Giuseppe Coco e gli altri del cast tecnico
hanno sviluppato la sceneggiatura. Il protagonista è Cristiano Di Stefano, il conducente dell'autobus, mentre Aldo Messineo chi interpreta? Io sono il venditore di biglietti dell'Amet, quella in Piazza Tesicolo, che abbiamo aperto solo per noi, perché poi si è richiusa in un mondo di abbandono, eccetera. Però è molto bello, è stato bello esserci, e certe volte penso che mi fa più senso e cose, i 12.000 visualizzazioni che i 12 milioni di una nota fiction. Certo, quello è vero, addirittura del Festival di Sanremo, diciamo che potremmo competere, insomma, a confronto potremmo competere. A proposito di fiction, continui a cucinare? Continui a servire i tavoli per Montalbano? Sì, già i fornelli sono in caldo per altri 3 episodi. Manuela, parlavi di generazioni a confronto, perché c'è la figura di un nonno, esatto, che è quella di Tuccio Musumeci, un grandissimo interprete come Tuccio Musumeci, che appunto ha regalato anche la sua presenza e interpretazione, che è il nonno di questo ragazzo protagonista che è in una fase, come tutti sappiamo, della post-adolescenza un po' ribelle, inquieta, turbolenta, e che è appunto uno degli artefici dell'atto vandalico che viene perpetrato. Ed il nonno è in qualche modo vittima, inconsapevole come gli altri che aspettano l'arrivo di questo autobus che tarda ad arrivare, e che per questo ritardo, nella fattispecie il nonno, perde alcuni appuntamenti per visite mediche che doveva fare e che sono saltate. Appuntamenti per visite mediche a Catania significa che sono presi tipo 6 mesi, un anno prima, quindi vedi che danno ha subito. Esatto, e quindi c'è questo confronto-scontro con il nipote e con la mamma, che è il ruolo che poi interpreto io, perché sono persone che mai si sarebbero aspettate una cosa del genere. Ti pare sempre solo male, resta città, ma non capite che non siamo tutti stessi qua. Io stavo a San Giorgio, ma non sogno un malancino. Grazie a mia famiglia mi sento un baroncino. Però fortunatamente poi la soluzione del cortometraggio ha degli esiti positivi, perché c'è un ravvedimento da parte del ragazzo, ma soprattutto anche un riscatto, poiché anche simbolo di questo cortometraggio è proprio Librino, il quartiere che tutti noi catanesi conosciamo e che chi lo vedrà poi lo conoscerà, e che può essere invece un luogo che produce e propone magari la nuova classe dirigente, o che comunque può avere un suo riscatto. Fabio, questo è un piccolo esempio positivo di quello che può avvenire se amministrazione pubblica e privati e arte in generale si incontrano? Sì, assolutamente, ci sono tante possibilità a Catania e come in tutta la Sicilia di poter creare qualcosa sia dal punto di vista cinematografico che anche dal punto di vista teatrale. Quindi sì, quando c'è la volontà di fare le cose, in ogni caso le opportunità si vengono a creare. La MT ha prodotto questo cortometraggio solamente con dei finanziamenti esterni di aziende private. Quindi da un punto di vista pubblico non sono stati spesi i soldi dell'azienda. Perché non ce n'è. Quindi sì, quando c'è la volontà si possono fare delle belle cose. Ecco, sì, diciamo che anche tutti quelli che hanno partecipato, come dire, hanno messo in campo una grande generosità, poiché tutto è avvenuto con la gratuità degli interpreti, e ricordiamo che ci sono tantissimi attori catanesi e non solo, cioè Gino Astorina, c'è Antonio Pandolfo, Danilo Arena che è il ragazzo protagonista, tantissimi, Aldo Toscano, Giada Colonna, adesso tanti attori catanesi, sì. Ben vengano allora queste iniziative per far esprimere anche i nostri artisti, e perché è anche un modo simpatico, bello di incontrarci, perché non sempre si ha l'occasione di lavorare con i tuoi
concittadini, no? Perché siamo sempre cavaligia fuori per fare questo mestiere. A proposito di valigia e fuori, prossimi impegni futuri? Allora, i miei prossimi impegni, cosa bolle in pentola? Sì, continuo le mie collaborazioni con Leggo Presente Indicativo, quindi abbiamo intrapreso da poco una collaborazione con il Teatro Stabile di Catania, per cui saremo a presentare il libro di Antonio Manzini, cioè Rocco Schiavone, famoso, i romanzi da cui è tratta la fiction, e poi nel cartellone estivo ritornerò appunto al Teatro Stabile, mentre è imminente il debutto con la compagnia storica dell'amato Gilberto Idonea, di cui adesso ha preso le redini suo figlio Alessandro. Poco fa avete citato Gilberto Idonea, che quando gli ho raccontato il fatto del Montalbano dice: ah, pigliai sto posto fisso. E difatti da quella volta pigliai il posto fisso e meno male cerco di viverlo sempre alla grande. Allora Fabio, lo aspettiamo al cinema per l'anteprima, diciamo, di presentazione, e poi sul web. Sì, poi sul web probabilmente anche seguirà il circuito delle scuole, che è un esempio di educazione civica. Ciao a tutti! Ciao!